Questo programma è offerto da Micra, a passion for precision. Eccoci a Economai FVG, la trasmissione di approfondimento di Telefriuli sui temi dell'economia, della mia, della nostra, della vostra economia. Un approfondimento focalizzato sulle persone, sulle famiglie, sulle imprese. In giornate particolarmente importanti della vita del nostro Paese, alla vigilia di un governo che vedrà un tecnico, un grande tecnico, la persona forse, anzi senza forse, più prestigiosa dell'Italia nel mondo alla guida di un nuovo governo. Ci domandiamo quali possono essere le ripercussioni di questa novità nell'economia della nostra regione. Tenteremo questa riflessione insieme a chi guida la Casa dell'Economia del Friuli Venezia Giulia. Giovanni D'Apozzo, buonasera Presidente, buonasera, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito, Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. Presidente, io vorrei partire sottoponendo alla sua attenzione 3 numeri molto semplici ma che a mio parere sintetizzano la nostra situazione. Il primo è 158,5, non è ancora ufficiale, ma è il numero che indica il rapporto fra il debito del nostro Paese e il prodotto interno lordo, un valore che si raggiungeva solo durante i periodi bellici. Il secondo numero non lo conosce probabilmente ancora nessuno, è stato anticipato stamattina dal Sole 24 Ore, è in corso di elaborazione ed è 427. Quanti sono i miliardi di euro del deficit aggiuntivo di bilancio che il nostro Paese ha contratto, il nostro governo ha varato negli ultimi 12 mesi. È un calcolo, 427 miliardi, proiettato al 2026. L'ultimo numero è molto conosciuto ed è molto triste. La caduta del PIL, 8,8% nel 2020 rispetto al 2019. Bene, di fronte a questi numeri la politica non è riuscita a gestire la complessità di una crisi che, come ha detto il Presidente Mattarella, è economica, è sanitaria, è sociale. La politica ha ceduto il passo a un tecnico, Mario Draghi, Super Mario, cioè all'economia. È un'analisi spietata quella che ho fatto o non sono molto lontano dalla verità? No, è la dura realtà, la dura verità. I 3 numeri più o meno, anche se non li conoscevamo nel dettaglio, ce li aspettavamo, e l'analisi che ha fatto il Presidente della Repubblica, e meno male che abbiamo un'istituzione che ha il senso dello Stato, che ha a cuore i problemi dei cittadini e che contestualizza i problemi dei cittadini in una situazione politica che è stata ben da lui descritta, e l'intervento, non so quanti minuti è durato l'intervento del Presidente Mattarella, ma andrebbe riportato in tutti i libri di diritto costituzionale, perché i nostri futuri figli, nipoti capiscano come una persona può in pochi minuti dire delle cose molto sagge, sensate, preoccupanti, in questo caso per il nostro Paese, e dare una linea ad altre istituzioni che sembra che non fossero in linea col Paese. Io ho visto e mi ha sconvolto 5-6 giorni fa un parlamentare, in quei video che troviamo sulle news
dei media nazionali, un parlamentare, non dico di quale partito perché non mi interessa la polemica politica, che diceva: la gente è preoccupata e mi chiedono quando i diciottenni potranno votare al Senato. Ma questo è su internet, è facile ritrovarlo. Ecco, come se i problemi di questo Paese non fossero il problema sanitario in primis, le imprese che chiuderanno, i lavoratori che probabilmente avranno dei problemi per mantenere il posto di lavoro, quindi il disagio sociale e tutto quello che sappiamo all'interno di questi numeri, che sono dei numeri che oggi li leggiamo come numeri, ma per i prossimi anni sono impegni nostri, sono impegni per le future generazioni, e quindi non avere la coscienza della drammaticità del momento, dico, è un fatto e riguarda tantissime forze politiche, e qui sarebbe un discorso da fare tra forza politica, competenza e quant'altro, ma spero che sia uno degli argomenti che andiamo a trattare. Per fortuna che il Presidente della Repubblica ha messo con poche parole ma la puntualizzazione sugli aspetti più importanti. Mi piace molto questa correzione che ha fatto la mia analisi, mettendo la distinzione fra politica e istituzioni, una distinzione fondamentale soprattutto in questo momento storico. Voglio porre un'altra distinzione attraverso le parole proprio del Presidente, chiamiamolo già così come segno benaugurale, del Presidente Draghi. Invito la regia a mandare in onda uno dei suoi interventi più conosciuti, più famosi. E questo debito sarà sostenibile, continuerà cioè a essere comprato se utilizzato a fini produttivi. Ad esempio, investimenti nel capitale umano, nelle infrastrutture cruciali per la produzione, nella ricerca e altri impieghi. Se cioè è quello che noi percepiamo come debito buono. La sua sostenibilità verrà meno se invece verrà utilizzato per fini improduttivi, se sarà cioè considerato debito cattivo. Ecco Presidente, l'altra distinzione, politica e istituzioni, ha giustamente distinto lei, debito buono, debito cattivo, distingue Draghi. Sono brutale. Il debito contratto finora, secondo lei, è debito buono o debito cattivo? Beh, è indubbio che il debito, ad esempio per la cassa integrazione, è un debito buono, perché noi non potevamo mettere i lavoratori nella condizione di non avere un reddito sufficiente in questo momento dove molte aziende sono chiuse, sono state chiuse o se non sono state chiuse sono in difficoltà, e quindi quello è un debito che ha una logica. Molte altre cose, pensiamo a tutti i bonus per i monopattini, c'è un insieme di bonus che non so quanti ne sono stati fatti, troppi. E oltre 400 miliardi aggiuntivi, 427 una miliardi. grossa parte probabilmente non sono debito buono. Ecco, io mi auguro che nella interpretazione che spero il Presidente del Consiglio Draghi, perché non sappiamo ancora questo Parlamento se gli darà una fiducia o no, ce lo auguriamo tutti, almeno io personalmente ce lo auguriamo. Ecco, io penso che con la sua saggezza e la sua sensibilità, voglio ricordare che Draghi è diciamo, un allievo di Caffè, uno dei più grandi economisti, keynesiano, quindi molto attento alle politiche economiche e sociali. Infatti anche il sindacato, oltre a tutte le componenti economiche, anche il sindacato ha dato un benvenuto, un apprezzamento positivo al Presidente, che ci auguriamo. Posso ricordarle un episodio che conferma quello che lei dice? Perché a neanche 24 ore dal suo insediamento alla guida della BCE, Draghi ha
completamente ribaltato la politica monetaria del suo predecessore e ha instaurato una politica espansiva. Il quantitative easing è uno degli strumenti con i quali ha salvato l'euro e, diciamolo sottovoce, l'Italia. Mettendo sotto scacco la Germania. Quindi avendo fatto e i paesi del nord Europa. Sì, avendo fatto probabilmente un accordo prima nascosto con la Merkel, più che nascosto sotto banco, e poi chiaramente mettendo all'angolo il governatore della Bundesbank. Quindi ha dimostrato, oltre a grandi capacità in materia economica, anche una grande sensibilità diplomatica e politica. Quindi non è il super tecnico, il super economista, ma è una persona di grandissime capacità, di grandissime relazioni, ma anche con una grande capacità politico. Grandi capacità diplomatiche. Domanda diretta, quello di Draghi, io auguro, così una volta tanto fate esprimere anche a me una posizione personale, io auguro che il governo Draghi abbia il voto positivo in Parlamento e che il Paese arrivi senza altri stravolgimenti alla fine della legislatura. Ma il governo Draghi, se nascerà, secondo lei sarà un governo tecnico o politico? Ma ecco, adesso io farei un'altra distinzione. A me fra tecnico e politico interessa più competente. Uno può essere un politico competente, quindi ha tutta l'autorevolezza per gestire problematiche di infrastrutture, di sanità, di economia, di quel diavolo che all'interno di un governo può essergli affidato, se non ha le competenze, e purtroppo da troppo tempo vediamo che la competenza viene vista come un qualcosa così di secondario, un di non optional. utile, un optional. È quasi diventato dire competente quasi un qualcosa di elitario, no? Che dà fastidio. Ma la competenza è fondamentale. Io vorrei, anche chi ci ascolta, se uno ha una malattia cerca il migliore medico, se uno rompe il tubo dell'acqua cerca un bravo idraulico. Quindi la competenza nei mestieri, nelle professioni, nei lavori è la base di una società che funziona, se la vogliamo far funzionare. Quindi la politica dovrebbe raccogliere l'essenza delle competenze che poi ci sono in Italia. Non è che siamo un popolo di incompetenti, basta vedere quanti giovani o quante nostre persone competenti sono a livelli internazionali in posti di eccellenza. Ci sono e ci vengono riconosciute, perché è bastato solamente un nome per far cambiare il sentiment del mondo verso il nostro Paese. Certo, bastato dire prossimo Presidente del Consiglio, ci auguriamo che sia Draghi, subito, improvvisamente, sia il mondo della finanza che è molto sensibile a queste cose, ma il mondo dell'economia, abbiamo visto anche qui in Regione, apriamo i giornali di oggi, vediamo tutte le componenti delle rappresentanze economiche che hanno detto ottima scelta, bravo Presidente, auguriamoci tutti che questo accada. E vedremo esattamente queste cose fra un istante, brevissima pausa, non cambiate canale, restate su Telefriuli perché abbiamo tante cose da approfondire e da tentare di capire. Il nascente governo guidato da Mario Draghi, stiamo cercando di capire le conseguenze, gli effetti del nuovo governo sull'economia della nostra regione con il Presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Giovanni D'Apozzo, che ha posto una serie di distinzioni molto acute e alla questione è un governo tecnico o un governo politico è stato molto tranchant. È importante che sia un governo competente. Ascoltiamo la Presidente della Confindustria di Udine, Anna Mareschi Danieli, proprio su questo punto specifico.
Posso dire che oggi è un giorno felice, oggi è un giorno che ci vede particolarmente entusiasti. Noi ad aprile avevamo sollevato la necessità di esperienza e competenza al governo, nelle istituzioni. Oggi siamo arrivati, tramite un terremoto istituzionale incredibile e tramite anche un gran coraggio di qualcuno, siamo arrivati alla situazione che speravamo. Forse ci abbiamo messo un po' troppo, ma il vento stava cambiando. Noi ci aspettiamo un governo europeista, antipopulista, ci aspettiamo competenza ed esperienza e ci aspettiamo anche che questo nuovo governo tecnico, definiamolo, venga messo nelle condizioni di poter operare nel più breve tempo possibile nell'interesse del Paese. Quindi quanto potrà durare? Speriamo tanto, sicuramente un anno mi verrebbe da dire, perché il semestre bianco dovrebbe cominciare a fine luglio e questo permetterà quindi circa un anno di governo, almeno. Un anno non è una tempistica sufficiente per ricostruire il nostro Paese, però è una tempistica, ritengo, più che adeguata per dimostrare all'Italia e agli italiani cosa significa qualità della classe dirigente e spero davvero che tutti gli italiani da domani non ne possano più fare a meno. Io ritengo che nel momento in cui è stato fatto solo il nome di Draghi, lo stesso Draghi debba aver ricevuto sufficienti garanzie per portare avanti il governo del futuro. Mattarella per l'ennesima volta, mi sento di dire, ha dimostrato cosa significa responsabilità istituzionale, assumendosi ogni responsabilità del ruolo che gli compete. Quindi grazie al Presidente Mattarella. Al suo valore della competenza Mareschi Daniele aggiunge quello dell'esperienza e della qualità della classe dirigente e della classe politica. Noi abbiamo espresso un giudizio non proprio lusinghiero sulla politica, abbiamo detto che è stata incapace di affrontare questo anche il momento. Presidente Mattarella anche lo ha espresso. Non è stato tenero. Ecco, non è stato siamo tenero. stati solo noi. Ma questo giudizio lo possiamo estendere alla politica che va da Roma e coinvolge tutto il Paese, o è bene fare anche qua dei distinguo, delle differenze fra la classe politica per esempio che è a Roma e quella che invece governa i territori? Ma a mio avviso va fatta una distinzione, questo è doveroso perché se no facciamo di tutta un'erba un fascio. È indubbio che le istituzioni politiche, soprattutto nazionali, sono in crisi, l'ha detto il Presidente Mattarella, se no non saremmo arrivati a questo punto e vediamo ogni giorno lo spettacolo che queste ci rappresentano. Ma noi abbiamo tantissimi governatori, tantissimi sindaci che sono degli ottimi amministratori, sia nella centrodestra che nel centrosinistra, pensiamo a Zaia, pensiamo a Bonaccini, pensiamo a Federica stesso, molti sindaci che amministrano, perché questi sono collegati col territorio, sono più vicini, ecco. Sono con le problematiche e sono anche in questo momento quelli che stanno spronando i loro segretari di partito ad interpretare positivamente il sentiment degli imprenditori, dei lavoratori, della gente che vede in Draghi l'ultima chance per un paese che rischia veramente tanto e forse non se ne rende conto, e quindi sono loro stessi che sono i recettori nei comuni, nelle regioni di quello che le loro popolazioni desiderano, e quindi questa distinzione è doverosa, altrimenti non riconosceremo la bontà di buone amministrazioni che, ripeto, sono sia da una parte che dall'altra. Questa sottolineatura che riguarda i territori che spingono le istituzioni centrali a non perdere l'ultima chance. Sono un po' arrabbiato con lei perché mi ha bruciato la spiegazione del titolo della nostra trasmissione, ma credo che sia l'analisi più vera. Chi vive la realtà dell'economia, della vita quotidiana, è consapevole che o adesso o mai più, che questa è l'ultima chance. Troppo forte come lettura? No, corretta,
Basta prendere i quotidiani di oggi, abbiamo visto amministratori, governatori, rappresentanti della politica legati al territorio che al di là che fossero di un partito o di un altro partito davano un auspicio positivo all'insediamento di Draghi, e quindi questa è una differenza che va sottolineata. Come ha detto il Presidente Mattarella, le crisi delle istituzioni della politica, soprattutto parlamentare, è una crisi profonda nel momento che si è messo in discussione quelli che sono dei capisaldi, la competenza, l'esperienza, come giustamente ha detto la Presidente Mareschi-Danieli, e tanti fattori che hanno visto nel passato delle classi politiche di grande eccellenza nel nostro Paese. C'è però qualche perplessità, perché non dimentichiamolo, Draghi è l'uomo delle banche, si farà carico delle questioni sociali, è uno dei temi che abbiamo affrontato con Alberto Monticco, che è il segretario regionale del Friuli Venezia Giulia della CISL. Ascoltiamo la sua analisi. Mario Draghi è l'uomo che ha salvato l'euro, ma è anche l'uomo che può fare in Italia la riforma del lavoro, delle politiche attive del lavoro. Credo che Mario Draghi possa essere l'uomo giusto, sicuramente quello che possa avere in agenda quei movimenti del mercato del lavoro che erano già necessari già prima del Covid per rilanciare tutto il discorso delle politiche attive ma del mercato del lavoro nel nostro Paese. Draghi è anche l'uomo delle banche, governatore della Banca d'Italia, potrà diventare anche l'uomo della grande riforma del fisco e della previdenza italiana? La risposta è quella della prima, penso di sì, anche se credo che la logica oggi di aver messo Mario Draghi a capo del governo nazionale sia quella di dettare un'agenda in cui tutte queste riforme vengono messe in modo armonico in un disegno complessivo del Paese. Secondo lei sarà anche l'uomo che riaprirà in maniera concreta, proprio su una visione del Paese, il dialogo con le parti sociali, tutte le parti sociali? Ma io mi auspico di sì, anche perché aver meno dialogo di quello che si ha adesso è piuttosto complicato. Ricordo che anche sulla legge finanziaria le parti sociali a livello nazionale sono state convocate il giorno dopo la presentazione in aula della stessa legge. Quindi avere un confronto meno utile di quello che è stato in questa fase credo che sia impossibile. Conte anche in questo momento ha chiamato CGIL e CISL nazionali quando era ormai prossimo alla sfiducia. Non è in questo modo che si fa concertazione e si dà ruolo alle parti sociali o ai corpi intermedi per quanto riguarda le dinamiche del Paese. Questa è una situazione così complicata che non si esce con colpi di testa, ma con grandi progetti condivisi e coesi che abbiano come valore aggiunto gli interessi strategici del Paese e soprattutto riguardare quelle riforme istituzionali necessarie per rilanciare il mercato del lavoro e il lavoro proprio per evitare ulteriori sacche di povertà che nel nostro Paese cominciano a essere, a portarlo a rischio di coesione sociale. Nell'analisi di Monticco io colgo due elementi di particolare rilievo. Il primo, un'agenda che consenta, che traduca la visione del Paese di medio-lungo periodo. E la seconda grande aspirazione che esplicita Monticco, un dialogo con le parti sociali. Lei è vicepresidente nazionale di una delle parti sociali più importanti del Paese e una di quelle che ha maggiormente sofferto in questa fase. Le sue aspirazioni? Questo è un Paese che necessariamente deve far dialogare le varie componenti o parti sociali, perché è un Paese che è molto diverso nelle sue situazioni geografiche, ha una sua complessità economica quasi unica, l'unico Paese che un po' si avvicina alla Spagna, ma la quantità di micro e piccole imprese che ha l'Italia non esiste in nessun altro È molto frammentato. È molto frammentata.
e quindi le relazioni sociali ed economiche che sono rappresentate dalle rappresentanze del mondo del lavoro, come giustamente ha detto Noticchio, ma per le imprese dalla rappresentanza del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, sono fondamentali all'interno del dialogo con quella che è la politica nazionale, con quella che è la politica regionale, perché serve per ritornare alle distinzioni iniziali. Certo, c'è stato un periodo in cui si era emarginata, diciamo, si erano emarginate le parti sociali, sembrava che non servissero più, che c'era il contatto diretto fra le istituzioni più alte e il popolo, i lavoratori, le imprese. Usiamo la parola, il territorio e le espressioni del territorio. Il territorio e l'espressione del territorio. Abbiamo visto che questo è fallito perché era funzionale solamente ai partiti per cercare di avere una rappresentazione più semplificata di quelle che poi erano le espressioni legislative, normative, le decisioni e quant'altro. Quindi condivido quello che è stato detto dal sindacato. Le parti sociali sono una parte viva, importante e fondamentale soprattutto per ricostruire questo Paese con un'economia che sarà diversa da quella che abbiamo avuto nel passato e nello stesso tempo per utilizzare al meglio queste risorse, perché ricordiamoci che queste risorse sono l'ultima chance che noi abbiamo e sono risorse importantissime di cui bisogna dare merito al governo uscente che ha fatto un buon lavoro a livello europeo, perché i soldi sono tanti, ma vanno spesi anche bene e devono produrre e cambiare un'economia che in molti settori è a pezzi. È una nuova economia, ha detto, una nuova dimensione dell'economia. Che protagonismo, che ruolo potranno avere proprio le parti sociali oltre a quello della concertazione? Sono più esplicito, saranno in grado di mantenere il passo per l'innovazione dell'economia, per una economia nuova? Beh, questa è una sfida anche per le parti sociali, perché quando si parla di classe dirigente non si parla solo di politica di amministratore, ma classe dirigente sta nella scuola, sta nel mondo della rappresentazione dell'imprenditoria, sta nella rappresentazione del mondo del sindacato, quindi la classe dirigente che ha uno sguardo lungo sarà quella più utile in questo momento al Paese per cercare di cambiare il vestito ad un Paese bellissimo che però forse ha un vestito ormai consunto. Ci fermiamo ancora pochi istanti, ma non cambiate canale perché fra poco vedremo quali sono gli effetti del nascente governo Draghi sul mercato finanziario. Il nascente governo Draghi, il larghissimo consenso che ha raccolto l'ex governatore della BCE nel mondo dell'economia e della finanza. È bastato il conferimento dell'incarico perché i mercati finanziari reagissero. Vediamolo attraverso le parole di Mario Fumei, private banker e consulente finanziario friulano. Fumei, ci può spiegare perché i mercati finanziari brindano a un governo guidato da Super Mario? In effetti ci troviamo davanti a una figura istituzionale di alto profilo, insindacabile, che ha salvato già più volte l'Italia quando era presidente della BCE, ha fatto un percorso di carriera estremamente interessante lavorando in istituzioni, diciamo, finanziarie internazionali di primo piano, oltre ad essere stato naturalmente direttore generale del Tesoro e anche governatore della Banca d'Italia. Quindi una persona di alto profilo, con competenze estremamente elevate e soprattutto con conoscenze elevate, che evidentemente ha dato subito una ventata di fiducia nel Paese. Naturalmente vedremo cosa succede
col governo, con la parte politica, ma sicuramente anche dall'estero hanno apprezzato molto, tant'è vero che il nostro spread, che è praticamente il differenziale fra i nostri titoli e i titoli tedeschi, si è ridotto immediatamente a 100 punti. Lei è stato bravissimo a darci questa spiegazione, però mi chiedo e le chiedo, è sufficiente una persona, le competenze per quanto altissime di una persona a cambiare la percezione di un intero paese sui mercati finanziari? Assolutamente no. La capacità negoziale di Draghi potrebbe essere molto importante anche a livello, diciamo, italiano, per riuscire a convincere i politici a sostenere il governo. Questo penso. Cosa può fare, cosa deve fare il Paese per sostenere Super Mario? Qui Mattarella ha fatto veramente un'operazione importante, cioè ha messo i partiti di fronte alla scelta se appoggiare Draghi oppure non appoggiarlo. La scelta, considerando quello che dicevo prima sotto il profilo dell'alta figura di Draghi, potrebbe essere deleteria in caso di elezioni per chi poi, diciamo, fa fatica ad appoggiarlo. Ma sarebbe deleteria anche sui mercati finanziari? Assolutamente. Se la borsa ha reagito con un +2, lo spread è aumentato, è diminuito del 10%, in caso di fallimento di Draghi diciamo che avremo dei risvolti estremamente difficili. Da Pozzo, Fumei ha fatto un'analisi puntuale di quello che è successo sui mercati finanziari, ma non ha neanche avuto il coraggio di immaginare che cosa potrebbe succedere nell'ipotesi di fallimento di questo tentativo di formare il governo e quindi di andare alle elezioni. Le chiedo, ma che cosa quelli che non vogliono votare Draghi, che cosa gli contestano? Lei ha un'idea? Ma quando non si hanno motivazioni per contestare le capacità, le competenze o quant'altro, si tirano fuori i poteri forti, l'establishment, mondo finanziario, come se tutti noi non avessimo bisogno della banca. Io piccolo imprenditore ho bisogno della banca, la signora Maria deve comprare il frigorifero, ha bisogno della finanziaria, del consumo, quindi sì, mi sembra, quindi vuol dire che non c'è, è difficile, hanno delle difficoltà a trovare delle motivazioni reali, anche perché probabilmente il dislivello fra la persona proposta dal Presidente Mattarella e chi lo contesta è talmente elevato che diventa anche imbarazzante, certe volte ridicolo. Abbiamo letto delle dichiarazioni che veramente ci facevano sorridere. Quindi al di là di quelle che sono valutazioni di questo Parlamento, questo abbiamo e ce lo dobbiamo tenere, perché queste sono le regole del gioco. Io penso però che il sentiment della popolazione, che è stremata da questa conduzione dell'epidemia, che non è colpa del governo, ma forse, poteva essere gestita meglio. Forse il governo ce l'ha fatta sentire più pesante, oggi erano gialli, verdi, arancioni, adesso facciamo il quadrifoglio, i vaccini arrivano, no, non arrivano, ce ne danno meno, alle difficoltà dell'economia. I ristori ci sono, non ci sono, però se in arancione non ti arrivano, ma se sei giallo no, ma rosso sì. Ecco, diciamo la gente è stremata e ha poca fiducia. I lavoratori sono la parte più debole in questo contesto. Adesso c'è la copertura della cassa integrazione giustissima, ma non può andare all'infinito perché sono un mare di soldi. Ma a soffrire di questo clima di incertezza sono state, secondo me, soprattutto le imprese. Le imprese piccole del terziario sono massacrate, c'è una previsione di imprese che non riapriranno e di mancanza di posti di lavoro di queste imprese, che ha dei numeri che è meglio non citare per non creare un ulteriore allarmismo.
Quindi Fumei ha detto una cosa giustissima, la fiducia. La fiducia è il primo indicatore economico di un paese. Quindi se Draghi, con un governo competente che definirà lui delle persone e quant'altro, in accordo con i partiti, non so poi come si metteranno d'accordo, dà una fiducia al Paese, già questo, pur in una situazione difficile, perché la pandemia di certo non cessa con Draghi, ma dovrà essere gestita forse in un modo meno incerto, creando meno incertezza. Creando meno incertezza, sapendo che c'è un grosso problema, sapendo che ci sono dei vaccini che possono risolverle e dando una prospettiva alle persone, ai lavoratori e alle imprese. Ecco, questa fiducia forse può generare fin da subito un atteggiamento da parte di imprese, cittadini, lavoratori, di dire ok, siamo ancora in difficoltà, teniamo duro, però ce la faremo. Questo è importantissimo. C'è una luce in fondo al tunnel. Abbiamo parlato da Pozzo finora del sostegno che Draghi sta raccogliendo nel mondo dell'economia, della finanza, delle banche e il suo mondo. Ci siamo chiesti, e le professioni, soprattutto le professioni che sono vicine al mondo dell'economia? Certo. Ascoltiamo Alberto Maria Camillotti, che è il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine. Presidente Camillotti, un governo tecnico, un governo che fa delle competenze uno dei suoi punti di forza. Il mondo delle professioni, che aspettative ha? Il mondo delle professioni ha tantissime aspettative perché il mondo delle professioni da sempre è legato alla tecnicalità delle proprie attività e quindi vede di buon occhio un governo di tecnici che possa aiutare a risolvere i problemi che le imprese e i cittadini hanno costantemente sul tavolo. Speriamo che questo governo abbia le mani libere non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista burocratico, e quindi sappia affrontare questa esigenza di semplificare. Davvero, quando si parla di riforma dal punto di vista fiscale, non è solo per abbassare l'imposizione in termini economici e monetari, ma è quello di semplificare. Ci aspettiamo tanto da questo punto di vista. Sul piano squisitamente economico, quali sono le aspettative? Ma le aspettative sono importanti. Allora, uno dei punti fondamentali che questo governo dovrà gestire è l'enorme quantità di denaro che l'Europa ci ha messo a disposizione. Una proroga del pagamento delle rate di mutuo è sicuramente uno degli aspetti su cui bisognerà valutare e porre attenzione. Una riforma fiscale che mi rendo conto sia difficile da attuare in pochi mesi, però mi piacerebbe vederla in agenda. E nella semplificazione, nella riforma fiscale, quello che va sostanzialmente messo sotto osservazione è la certezza del diritto tributario in questo caso, cioè dare alle imprese degli strumenti che abbiano una prospettiva e una visione di lungo periodo, e non devo avere da imprenditore e quindi da professionista che assiste l'imprenditore l'incubo, fra virgolette, di prendere oggi un'agevolazione e subire dopodomani un accertamento che mi mette in discussione quell'agevolazione. Le faccio una provocazione, perché lei ha parlato di certezza delle norme, ma anche affidabilità del governo, della pubblica amministrazione, che non cambi domani quello che ha promesso oggi. Pensiamo a tutto ciò che è avvenuto finora per quanto riguarda i bonus, molto più predicati che attuati. Assolutamente. L'ultima finanziaria è una finanziaria che ha dato bonus a pioggia a tutti e a chiunque. Disperdere in 1000 rivoli piccole agevolazioni, io capisco che piccole agevolazioni possono davvero essere importanti per chi fa difficoltà a arrivare a fine mese, però concentrare in alcune grandi linee direttive che danno l'idea di una visione anche della politica economica e fiscale, piuttosto che disperdere in 1000 rivoli, dà al cittadino la sensazione di avere qualcuno che pensa a lui e che dà visione di un futuro, piuttosto che provvedimenti raffazzonati e di piccolo cabotaggio che coprono piccoli buchi senza davvero colmare l'emergenza.
Forte sintonia quindi fra mondo dell'economia, delle imprese, il mondo delle professioni. E del lavoro. E del lavoro. E del lavoro. Tutta la rappresentazione di chi fa andare avanti sto paese. Con un'aggiunta importante che ha fatto il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, la semplificazione. La sintesi del suo ragionamento è stata: non vogliamo pagare di meno, vogliamo avere certezza del quadro nel quale operiamo e vogliamo un quadro semplice. Ci sono speranze in questa prospettiva, in questa direzione? Da quanti anni ci auspichiamo che venga semplificata la vita a chi fa impresa, a chi lavora, e non venga vessato da norme che sono in continua evoluzione e che sono molte volte applicate senza un senso. Mi obbliga però alla domanda: sarà un governo non tecnico, ma come dice lei, un governo competente a dare finalmente attuazione a queste aspirazioni? Beh, se non le abbiamo avute finora, io mi auguro che cambiando registro e con un governo competente che dà anche le indicazioni di come affrontare e risolvere questi problemi, sentendo le parti sociali e quant'altro, quindi le problematiche sono varie, pur sapendo che ci sono delle priorità che avrà questo governo che sono immediate, io penso che forse un risultato lo possiamo raggiungere. Io mi auguro, vorrei fare un appello, perché noi abbiamo non faccio i nomi, ma abbiamo delle persone nella nostra regione molto influenti nella politica nazionale, il governatore, un presidente della Commissione Lavoro, un ministro dell'economia, non so se è ancora ministro o par ministro, quindi ho citato tre big... un leader della forza politica che ha aperto la crisi. Certo, quindi nella nostra regione abbiamo dei personaggi molto importanti che a livello nazionale io mi auguro che trasportino questo augurio che è stato fatto dal mondo delle imprese, dal mondo del lavoro, dal mondo delle professioni, praticamente da uno spaccato quasi totale di quello che è la nostra società, che lo portino ai vari segretari dei partiti e dire il nostro territorio vuole che questo governo venga presieduto dai Draghi, vada avanti, ci risolva dei problemi e si ritorni alle competenze, che è una cosa fondamentale. E quindi l'invito lo faccio in questo caso a degli amici, senza citare i nomi, che li conosciamo tutti, che hanno dei ruoli molto importanti a livello nazionale, perché questo è un momento in cui la gente vuole sentirsi sicura, è una parola stupida, però vuole avere delle certezze che tutti i sacrifici che sono stati fatti ma che dovranno essere fatti serviranno a un qualcosa di importante. Ci fermiamo ancora per pochissimi istanti per tentare di esplorare nell'ultima parte della nostra trasmissione due pezzi del mondo dell'economia, Presidente D'Apozzo, che di solito vengono non un po' trascurati, ma non sono sicuramente in primissimo piano. Rimanete su Telefriuli pochi istanti e siamo di nuovo con voi. Il nascente governo di Mario Draghi, le ripercussioni in Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto in questa trasmissione stanno emergendo le aspettative del mondo del lavoro, del mondo dell'economia, delle professioni del Friuli Venezia Giulia. Vi abbiamo anticipato, ci sono però due aspetti del mondo dell'economia che nutrono aspettative a sé stanti, un po' particolari. Partirei dal mondo della cooperazione con Nicola Galois, che è il direttore di Confcooperative Friuli Venezia Giulia. La regia può mandare in onda la sua analisi. Direttore, un governo tecnico, quali sono le aspettative del mondo della cooperazione? Direi che il primo argomento che voglio trattare è quello degli interventi sulla sanità.
Secondo Confcooperative, e io condivido assolutamente, diventa necessario indirizzare gli investimenti in quella che noi chiamiamo la filiera dell'assistenza sanitaria e sociale territoriale, che in larga misura è rappresentata appunto da imprese cooperative che operano in sinergia con le strutture pubbliche. Di cosa sto parlando? Investimenti per la realizzazione di strutture di accoglienza, di ammalati cronici, di anziani, di disabili, come per esempio l'RSA, i centri di assistenza diurni, le residenze sanitarie. Questi sono investimenti oggi strategici per il settore sanitario. È improcrastinabile la revisione del sistema, per esempio, di assistenza e cura a livello territoriale, con un'integrazione tra l'assistenza domiciliare, l'assistenza residenziale e la medicina di base, per superare l'attuale frammentazione dell'offerta dei servizi, che ha dimostrato tutta la sua debolezza durante la gestione della pandemia. Provate a pensare quanto poco sono stati coinvolti i medici di base dall'inizio della pandemia nella gestione della crisi. Quindi investimenti in strutture, in formazione e soprattutto in connettività e in reti e digitalizzazione. Con focalizzazione sul territorio, mi sembra di capire. Certo, sicuramente sì. Vorrei anche affrontare un secondo argomento per me altrettanto importante, che è quella della transizione ecologica, della rivoluzione verde. È necessario che l'Italia intraprenda con decisione questa strada per sfruttare le proprie caratteristiche di paese a vocazione agricola, verde e agricola. È necessario innescare dei processi di economia circolare, a partire dalle imprese cooperative nel settore agroalimentare, che oggi rappresentano dal 50 al 70%, a seconda del settore produttivo, della trasformazione agricola italiana. Infine, se posso, mi soffermo un secondo su quelle che sono le cosiddette misure trasversali, cioè le politiche per il lavoro, per l'istruzione e soprattutto per i giovani. Sono tutti temi molto cari alla cooperazione, fondamentali per la ripresa economica di un paese come il nostro, a partire dalla revisione delle politiche attive per l'inserimento lavorativo dei giovani, ma anche per il reinserimento lavorativo degli adulti disoccupati. La didattica, la scuola in generale è stata fortemente danneggiata da questo periodo di lockdown. C'è stata una scarsa attenzione ai nostri giovani. Oggi è necessario affrontare seriamente tutte quelle che sono le politiche per i giovani, con un contrasto alla povertà educativa e soprattutto con una giusta standardizzazione del livello di scolarizzazione e di istruzione a livello nazionale. L'istruzione non si deve fermare solamente alla scuola, ma deve andare oltre, con il potenziamento delle strutture di ricerca universitaria e del trasferimento tecnologico alle imprese di tutte quelle che sono le novità e le innovazioni che le imprese necessitano per poter affrontare le sfide future. Da Pozzo, secondo me Galois pone l'accento su due temi cruciali. Il primo, la cura. La cura è un fattore fondamentale della nuova economia di cui abbiamo parlato prima. Il secondo punto, i giovani, i più penalizzati, sicuramente fra i più penalizzati di questa fase, quelli che pagheranno in futuro i debiti che stiamo contraendo oggi e ai quali dobbiamo dare quella speranza a cui lei faceva riferimento prima. Due argomenti molto, molto importanti. Il primo, quello della cura, dell'assistenza, dell'attenzione alla persona, è fondamentale, e probabilmente quando usciremo, mi auguro il più breve tempo possibile, da questa pandemia, dovremmo ricalibrare il sistema, chiamiamolo sanitario, di assistenza o quant'altro, in quanto ci deve essere una prossimità al cittadino più immediata ed un utilizzo delle strutture sanitarie per quelle che sono le problematiche più importanti. E quindi ci sono dei percorsi intermedi che forse vanno rivisti, vanno rafforzati, e questo penso che sia un percorso comunque
comune a tutti i paesi ad economia ad avanzata. Non dimentichiamo che comunque il nostro sistema sanitario rispetto ad altri sistemi è un buon sistema sanitario, dà una garanzia a tutti i cittadini e in modo anche imparziale, non come succede in altri paesi, Stati Uniti e quant'altro. L'altro tema, quello dei giovani, non si può pensare di costruire una società, un'economia diversa dal passato, futuro, se non si dà una prospettiva ai giovani. La prima prospettiva è dargli una formazione adeguata e i giovani sono quelli che hanno più sofferto in questo anno, con una scuola apri, chiudi, funziona, ci sono stati chiaramente dei momenti in cui i nostri giovani non potevano relazionarsi, non potevano fare sport, quant'altro, quindi è stato ed è un anno tuttora molto difficile, ma al di là della situazione contingente dobbiamo pensare a una formazione che sia una formazione di qualità, accessibile a tutti. Noi abbiamo tantissimi giovani formati con high skill che non riescono poi a dare il loro contributo all'interno del paese e trovano attività, soddisfazione al di fuori d'Europa, in giro per il mondo. Ecco, noi dobbiamo dare un'opportunità a questi giovani formati che saranno loro la classe dirigente nell'economia, nella sanità, nella politica, nelle istituzioni, in quel diavolo che vogliono impegnarsi, scegliere, ma chiaramente la formazione è importantissima e deve essere una formazione anche aggiornata ai tempi che avremo davanti a noi. Vediamo l'ultimo pezzo del mondo dell'economia della nostra regione, il volontariato, il terzo settore. Abbiamo sentito Marco Job, che è il presidente del centro servizi per il volontariato, che ha enucleato le aspettative di un mondo estremamente diffuso in Friuli Venezia Giulia. Presidente Job, sta per prendere vita forse un governo tecnico. Quali sono le aspettative del terzo settore? Il terzo settore, anche come chiesto ai governi precedenti, vorrebbe prima di tutto insomma, che gli venisse riconosciuta pari dignità rispetto agli altri settori nel discutere di quelle che sono le priorità e le azioni e i progetti da mettere in atto. Questo perché rientra pienamente nello spirito del nuovo codice del terzo settore, che è quello di coprogettare e coprogrammare insieme, soprattutto insieme alla pubblica amministrazione, a pari dignità, appunto. Questo è un primo aspetto che noi chiediamo a questo governo, quindi di essere anche noi protagonisti di quelli che sono, di quelli che saranno, insomma, i programmi da attuare sui territori. Programmi da attuare sul territorio. Secondo lei, nella programmazione, nel recovery plan, c'è spazio per il volontariato, per il terzo settore? E se ci sono questi spazi, quali potrebbero essere? Nel recovery plan devono esserci questi spazi, perché ricordiamo che il terzo settore ha una presenza capillare. Per esempio qui nella nostra regione sono presenti oltre 10.000 enti del terzo settore, diffusi in modo capillare su tutto il territorio regionale, con una presenza di oltre 170.000 volontari. E questo solo per dare una cifra e per dire che penso che la pandemia ci stia insegnando che bisogna ridare centralità ai territori, quindi riprogettare, rimettere risorse laddove in questi anni sono state tolte e laddove il volontariato e il terzo settore nel suo complesso
attua proprio concretamente le attività, le strategie che devono essere concertate proprio con la pubblica amministrazione attraverso quella che viene chiamata, appunto, come ho detto prima, la coprogrammazione, la coprogettazione. Quindi noi ci aspettiamo che venga messa in atto questo, ci aspettiamo che in ogni territorio si declinino quelli che sono anche i grandi programmi, i grandi progetti, come per esempio i progetti naturalmente in ambito sociosanitario. Centralità dei territori, siamo in chiusura, Presidente D'Apozzo. Mi sembra di poter dire che il mondo dell'economia, il mondo delle professioni, il mondo del lavoro di questa regione si trova sulle stesse identiche posizioni per un fortissimo rinnovamento. Questo territorio esprime dei leader politici importanti, importantissimi, in svariati partiti. Ricordiamo la presidenza della Commissione Lavoro alla Camera, la Deborah Serracchiani del PD, uno dei leader di Italia Viva, Ettore Rosato, ma ricordiamo il ministro uscente Stefano Patuanelli, ministro dell'economia. Il nostro governatore. E ricordiamo il nostro governatore che è stato anche capogruppo della Lega. Quindi abbiamo preso in Senato. Tutti abbiamo i partiti. Preso gran parte dell'arco costituzionale. Questo territorio quale contributo può dare in questo momento al dibattito in corso nel Paese? Portare la voce di tutti quelli che abbiamo sentito e che sono stati citati all'interno, attraverso la politica dei nostri rappresentanti a vari livelli, portarla in sede nazionale affinché ci sia una percezione di quello che il territorio in questo momento chiede ad una saggezza che i segretari dei partiti, le direzioni dei partiti dovrebbero tra poche ore mettere in atto, a mio avviso, dando una fiducia, ma questo è il parere mio, al past governatore Draghi con quella che sarà la squadra che riterrà opportuno mettere in pista. Con questo coro, con questa molteplicità di voci chiudiamo, e questo appello del Presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine, chiudiamo questa puntata di Economai FVG. Appuntamento a giovedì prossimo. Questo programma è stato offerto da Micra, a passion for precision.